Ercolano, due ragazzi, 26 e 27 anni, Giuseppe Fusella, Tullio Pagliaro, vengono ammazzati. Non stavano facendo nulla, erano in macchina. Fermi, in una strada. Vengono ammazzati perché, da quello che emerge, l'assassino temeva che gli stessero per rubare nuovamente l'auto e ha sparato. C'è una lettura politica di questa tragedia, certamente. Chi dice la difesa è sempre legittima, chi usa questa aberrazione, sta insinuando, spara prima, ti è permesso, e poi capisci cosa sta succedendo. Meloni e Salvini, come sempre fingono, diciamo, di essere diversi, ma stessa malapasta sono, malapasta politica, inducono in modo criminogeno a questo tipo di azioni. Cioè, declamando questa aberrante mantra, chi si difende è sempre legittimato a farlo. Ecco, ma difendere da cosa? Come valuta quello che sta accadendo? Spesso, e abbiamo dimostrazione negli Stati Uniti, il paese dove circolano più armi del pianeta, spessissimo si pensa di star difendendo la propria proprietà o la propria persona, quando in realtà si sta uccidendo un innocente, una persona che non aveva nessuna intenzione di aggredire, o magari qualcuno che lo sta facendo verbalmente e poi gli spari. Ecco il mondo che loro vogliono, il mondo in cui si spara, il mondo in cui ci si arma. Bisogna avere paura di queste forze politiche e bisogna osservare queste dinamiche, come la tragedia terribile di Ercolano, per capire che dietro questi gesti c'è un'irresponsabilità politica enorme che non possiamo più permettere ancora di lasciar passare.